La stagione estiva sta per arrivare, ma sul fronte turistico quest'anno è già definitivamente archiviato. L'unica speranza degli albergatori veneziani è che il calo rimanga inferiore al dato nazionale che fa tremare meno 10% solo nei primi 2 mesi dell'anno. Noi guardiamo avanti, guardiamo al 2014, per noi il 2013 ormai è già, dobbiamo combatterlo ancora, ma è una battaglia già accantonata. Un panorama non confortante frenato ancor più da imposte come IMU e IRAP che stanno mettendo in ginocchio gli imprenditori, non solo il mercato italiano e al tracollo. Abbiamo la contezza e la certezza che il turismo italiano, che già l'anno scorso ha avuto dei cali importanti, quest'anno avrà un crollo letterale perché insomma, gli italiani non hanno soldi per venire in vacanza. E incominciamo a vedere i primi scricchiolii da parte dei mercati tradizionali, perché anche la Germania, come voi sapete, probabilmente il prossimo trimestre presenterà una crescita negativa. Ad aggravare una situazione di poco desolante anche la tanto contestata tassa soggiorno che sta sollevando non poche polemiche. Non è il momento giusto sostanzialmente, noi siamo nettamente contrari all'impostazione che è stata data alla tassa di soggiorno in quanto è sperequativa, nel senso che non è uguale per tutti, un comune la fa in una maniera, un altro la fa in un'altra, eccetera, quindi è già l'impostazione a se stessa che non ci va. E poi alla fine della giostra, se sappiamo che siamo in crisi e mettiamo anche le tasse sui nostri ospiti, è un'anacronistica. I dati relativi ad uno studio che prevede la mappatura delle imprese alberghiere del litorale veneziano mettono in risalto alcuni aspetti. Su 59 strutture le 3 stelle sono quelle che oggi risentono davvero della crisi. I 3 stelle piccoli, i 3 stelle che in questo momento stanno cercando di allungare la stagione, ma questo a scapito della redditività e quindi questo porta a meno cassa rispetto al debito che hanno in essere. Il dato più preoccupante che emerge da questo studio è che negli ultimi 3 anni per le imprese considerate non si rilevano grandi investimenti e il 56% dei prestiti a medio e lungo termine sono stati scartati. Non fare investimenti in questo settore tuono rizzante vuol dire andare lentamente verso la morte.